Bentornati al nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. Giovedì si apre con la nuova instabilità temporalesca che raggiunge già le Alpi centro-orientali, un vortice che aziona sulla Francia e si sposta gradualmente verso la Germania, verso le Alpi centro-orientali. Assisteremo a un forte peggioramento nel corso delle prossime ore per questo impulso temporalesco che raggiungerà le zone del nord-est nella giornata di giovedì, poi si estenderà anche sul resto del nord Italia, soprattutto sull'Emilia Romagna, maggiore concentrazione nella giornata di venerdì, specialmente nella serata. Con anticicloni africani invece sempre protagonista al sud, ancora valori fino a 39-40 gradi. Questa è l'allerta che raffigura infatti il rischio di supercelle nel corso delle prossime ore, un avviso precauzionale perché un fronte molto fresco in quota raggiungerà le Alpi centro-orientali nel corso del pomeriggio, un cambiamento a partire dai settori dolomitici con sviluppo di multicelle nel pomeriggio sulle Dolomiti e Bellunese, con temporali anche intensi che viaggeranno gradualmente verso le prealpi, specie quelle centro-orientali tra il Vicentino e il Trevigiano. Maggiormente coinvolto il Trevigiano e Veneziano, a rischio da fenomeni estremi accompagnate anche da fortissime raffiche di vento, damburst, nubi fragi, e attenzione perché questi fenomeni sono molto probabili essendovi il Cape molto elevato, il DLS e il wind shear che incrementeranno in quota, un contrasto quindi anche con la ventilazione più calda non solo al suolo e con l'aumento della umidità. Si assisterà quindi alla formazione e rischio di supercelle e rischio anche di locali fenomeni vorticosi di tipo mesociclonici, ad esempio funnel o addirittura dei tornado. Le strutture temporalesche saranno anche estese, consentendo alla pioggia di cadere anche oltre 40 mm in un'ora, con disagi possibili appunto sulle aree in rosso, specialmente sul Vicentino, Trevigiano, Pedemontane e le Prealpi. Queste le zone maggiormente favorevoli nella giornata di giovedì, come si vede anche dalla grafica. Nella grafica vediamo come i temporali si estendono appunto dai monti verso le medio-alte pianure, soprattutto nel Trevigiano, maggiormente coinvolto entro la serata con fenomeni convettivi anche di forte intensità. Possibili grandinate, ricordiamo, di medie dimensioni tra i 4 e i 6 cm di diametro. Non si scherza perché le condizioni atmosferiche saranno molto instabili. Poi nel corso della serata i fenomeni tenderanno a viaggiare verso le coste perdendo gradualmente intensità. Meno coinvolto sembrerebbe il Veronese, comunque esposto a un rischio per la possibilità che dal Trentino possano giungere dei fenomeni nella serata. I fenomeni avranno un moto nord-ovest verso sud-est e, come abbiamo detto, tendenza a miglioramento entro la tarda serata nottata di venerdì. E giungiamo alla giornata di venerdì. Venerdì sarà nettamente più instabile, questa volta sui settori dell'Emilia Romagna. Questa è l'allerta che raffigura appunto le aree maggiormente esposte al rischio di fenomeni, un'allerta rossa che viene evidenziata praticamente su quasi tutta l'Emilia Romagna, soprattutto quella più a nord tra Parma e Bologna. Assisteremo a maggior rischio di supercelle entro la serata, multicelle anche qui con possibilità di supercelle anche sul Alto Veneto, il Bellunese, le Prealpi e anche sulle Pedemontane di Vicentino e Trevigiano. Condizioni invece di instabilità sparsa anche sul resto del nord Italia, ma con fenomeni temporaleschi più isolati e poco probabili. Segnaliamo una probabilità maggiore sulle alte pianure prealpi lombarde, anche sul Cunese e sul Piemonte occidentale assisteremo a maggior rischio di fenomeni temporaleschi. Altrove sussiste una incertezza per la possibilità che qualche fenomeno temporalesco dalle zone montane della Lombardia, del Veneto e del Friuli possano sconfinare verso il resto delle pianure del Triveneto. Ancora comunque una ipotesi scarsa. Meno coinvolte invece sarebbero le pianure della Lombardia e soprattutto del Piemonte centro-orientale. Dalla grafica assistiamo dal pomeriggio allo sviluppo di temporali sulle Alpi e le Prealpi in propagazione entro la serata ai settori di pianura soprattutto della Emilia Romagna, con fenomeni più occasionali, come abbiamo detto, al nord-ovest. Alto rischio di grandine durante i fenomeni più intensi si raffigura infatti come sulla Emilia Romagna abbiamo il rischio maggiore di eventi estremi dato il Cape elevato e date le correnti occidentali verso le coste. Colpita molto probabilmente Ravenna, Comacchio, le zone quindi costiere, con il rischio quindi di grandinate anche di grosse dimensioni. Si simulano al momento dai modelli grandinate attorno ai 5 cm di diametro. Le condizioni di wind shear rendono probabili quindi le supercelle, e attenzione anche sulle Marche settentrionali, potrebbero svilupparsi dei temporali
quali la propagazione verso sud di un'attività convettiva potrà innescare temporali non solo sulla pianura emiliano-romagnola. Questi si sposteranno molto probabilmente in serata verso l'Adriatico e le Marche settentrionali, colpendo entro la nottata anche le Marche. Da valutare questa condizione, che potrebbe riservare quindi anche delle sorprese su tale regione. Sul resto dell'Italia rimane situazione invariata, questo al momento lo stato di attenzione. Raccomandiamo quindi di mettere a riparo le auto e di prestare molta attenzione in strada, perché le grandinate rovinose sono altamente probabili, con fortissime raffiche di vento fino alla giornata di venerdì. Grazie, questo è l'aggiornamento previsto per le prossime ore. Non dimenticate di iscrivervi al canale.